Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Totale condivisione da parte della Confartigianato del Veneto al cosiddetto Patto per lo sviluppo del Veneto, messo a punto dalla Regione e operativo dalla scorsa settimana. Senza se e senza ma, abbiamo dato il nostro pieno appoggio al Patto per il Veneto. Così si esprime il presidente regionale di Confartigianato Giuseppe Sbalchiero, commentando il programma che la Regione intende mettere in atto per fronteggiare e superare la crisi. Una serie di interventi che guardano al rilancio del sistema produttivo e quindi all'occupazione e che complessivamente impegnerà investimenti per 1 miliardo e 200 milioni di euro. Sostegno ai confidi, accompagnamento all'aggregazione, razionalizzazione dei centri di ricerca regionali e facilitazione ad accedere ai servizi attraverso voucher, incentivi all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile e recepimento dello Statuto delle imprese con il suo bagaglio di attenzione alla piccola impresa, alla deburocratizzazione. Sono questi i capitoli del Patto per lo sviluppo che più interessano il mondo dell'artigianato e delle PMI. È questo, ricorda Sbalchiero, il frutto del lungo ed intenso lavoro tra i maggiori esponenti delle categorie produttive, economiche e politiche venete. La nostra fiducia fa leva sulla sua concretezza. È la prima volta infatti che un documento politico si dota di un cronoprogramma molto preciso nel quale vengono definiti azioni, modalità di intervento, tempistica e dotazioni economiche. Azioni concrete, soluzioni innovative e risorse adeguate, un mix che darà nuove speranze e fiducia al Veneto. Mi auguro, continua Sbalchiero, che la Regione Veneto sia determinata nell'impedire che le regole sbagliate del patto di stabilità rendano vano questo nostro sforzo comune.